volte producono poi quello che sta succedendo oggi. Amicizia, poesia, calore e di nuovo amicizia. L'ho scritta un po' di anni fa e visto la location in cui siamo, dai gradini molto alti, ricche, povere, veramente i ricchi erano ricchi e i poveri erano poveri, ma i poveri erano poveri che la fame, nivera, come diciamo in Sicilia, o a Vittoria, io sono di Vittoria. Un scecco filosofo. Non scecco parlava suo padrone, mentre tirava il carretto in dove a luna. Era una trazzera, se non fosse puntare, io il carretto era pesante da tirare. Un scecco ragliava lamentoso, si lamentava di sta vita penosa. Un giorno a tirare il carretto, un altro giorno arato, un giorno portava i cancelli a regina, un altro giorno a furrare nell'aria come un toppietto. Ma in attimo per pigliare ciato. Dic, che te la vendi a fare? Tu sei scecco e mentre rispondi a un guardizzotta, non hai pensiero, mangi il tuo sacco e ancora un'altra botta. Il tuo destino è da faticare. Io invece che sono mio padrone, ma fanno con la mente tra cortiglia e zappole. Se fosse al posto tuo fosse felice, senza pensiero, responsabilità e manco affanne. Tu mangi fave, avena, cuori e carrue, non piensa a niente e cambia senza guai. Hai ragione, padrone mio. Io mangio paglia a Natale carrue, tu piccione e fagiane tutti i giorni. Fa leggere il giornale per essere informato e ti fai la settimana anche le ferie a Cuba e per mantenere la relazione sociale frequenta le salotte del paese. Ma quando si è in mezzo a tutte queste pene, pensa a mia, pensa che io ti la radio corretto, o parassita, per tia e per mia. Chi stiamo destino dello proletario? O comanda è stato comodo assettato, o fatica s'addanna e mangia spina. Ebbene, buffumiato e bastoniato. Sei dolce come l'aria alla donna, sei dolce come l'aria in primavera. La tua beltà confonde pure la natura. Sei tutto quello che ogni cuore spera. Con te la felicità è cosa vera e pura. Da quando Dio ti esiliò dal paradiso, hai vissuto all'ombra dell'uomo, sei stata sempre la regina della casa e questa da allora gode del tuo profumo. Popoli metà dell'universo, sostiene l'uomo nel suo andare. La tua missione è sempre sommersa, sei bella come un veliero che va per mare. L'uomo con te ha fatto tanti errori, dovuti certamente a debolezza. Ha subito angherie, violenze, orrori. Un sacrilegio avere perso la tua dolcezza. Questa terra è un vero paradiso. L'alba, il tramonto, il profumo dei fiori, gli uccelli liberi nell'aria, il tuo sorriso. Tutto questo alimenta i nostri cuori. Ma adesso tieni a mente, donna, in quest'epoca di tante innovazioni, ricorda, basta l'uomo a fare danni, non sostituisci a lui in queste male azioni. Non sei più corteggiata, corteggi, non sei più preda, ma cacciatore. Tu decidi, tu ordini, non patteggi, eppure lo so, in te c'è sempre tanto amore. Questa coppia come la macchina si guida bene se da due fari illuminata, sulla strada asfaltata, serena cammina, procede veloce e sicura fino alla meta. La donna completa l'uomo nelle sue carenze, l'uomo completa la donna nelle sue mancanze. Assieme sono forti, come uno scoglio in mezzo al mare, che l'uomo lambisce ma non riesce a scalfire. Perché farà la guerra se si può stare in pace? Assieme siamo una forza, una potenza. Si deve essere un coro, solo una voce, e godere questa grazia di Dio con benevolenza.
Avere una donna, avere il suo sorriso, mano nella mano, correre sulla riva del mare, dove l'onda si infrange in una spuma gioiosa e poi stanchi e abbracciati ad aspettare la sera. Cosa c'è di più bello dell'amore? Vivere la vita sotto un cielo stellato, lontano da invidie, odio, rancore, vivere per lei, vivere per lui in un sogno fatato. Donna, sei la cosa più bella e preziosa che c'è nel mondo, sei donna. Carissimo Rosario, grazie di essere venuto qui da Vittoria, che non è tanto vicino, ce l'abbiamo fatta. Volevo dire all'assessore, se non si offende, e a Salvatore, ma forse la voce si sente, e all'assessore e a Salvatore sono qui presenti. Io ho una casa editrice a Vittoria. Se non vi offendete e volete raccogliere le poesie di oggi, vi faccio il libro gratis. Ah, bellissimo! Raccogliere così per lasciare una traccia di oggi. Praticamente io non posso far altro che ringraziare Rosario, gli devo dire 100 volte grazie, sicuramente sarà cura mia fargli avere tutte le poesie che oggi si stanno leggendo, in modo che potrà farci avere questa antologia, insomma. Magari le consegne a una prossima edizione, che ne so, in estate. Vedremo che sicuramente quelli che incontro gliela darò personalmente, chi non incontro gliela manderò per posta, sarà cura mia. Io ringrazio per questa bella iniziativa del signor Rosario, che è davvero apprezzabile, anche per lasciare un ricordo di questa splendida giornata. Questa è la prima, caro Salvatore, e speriamo di farla ogni anno, ormai visto che abbiamo aperto questa strada, abbiamo una bella location che è il nostro castello Chiaromontano, quindi è una bella iniziativa quella del signor Rosario. Noi faremo una bella impaginazione, faremo una bella copertina dove metteremo la foto del nostro castello e una foto di gruppo che poi faremo alla fine tutti insieme. Grazie. Piacere di essere Thank you.